Buongiorno amici di Alessio. Oggi desidero parlarvi di un mio esperimento di traduzione particolare, perché voi sapete che io di solito traduco qualunque tipo di poeta dalla lingua originale a quella poetica siciliana. In questo caso tradurrò una poesia del grande Jacopo da Lentini, che a suo tempo fu tradotta dalla lingua originale siciliana nel volgare fiorentino. Poi tutti gli originali della scuola poetica siciliana, la gran parte, quasi tutti appunto, furono dispersi, quindi non abbiamo materialmente un originale per poterlo confrontare con questa traduzione fiorentina che i traduttori dell'epoca hanno fatto delle poesie dei poeti siciliani della scuola di Federico II di Svevia. Quindi è una traduzione particolare, perché bisogna pensare a quello che scrisse in origine il poeta. Bisogna entrare nella mentalità di un poeta siciliano, tenendo conto che abbiamo di fronte una scrittura in fiorentino. Non sono io a dichiararlo, ma lo disse Dante, che tutto quanto gli italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano. Il sonetto è una forma poetica siciliana antichissima, emulata poi da tutti gli altri poeti italiani e di varie parti del mondo. Il sonetto compare simultaneamente alla canzone siciliana, come una sua stanza isolata. Il notaro Jacopo da Lentini, appunto della scuola poetica siciliana, fu il primo a comporre sonetti con 14 versi endecasillabi, distinti in 2 quartine, i quaternari corrispondenti ai piedi della fronte, e in 2 terzine i terzetti corrispondenti alle volte della sirma. Lo schema di Jacopo da Lentini è il seguente: AB, 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 le prime 2 quartine, CDE, CDE, oppure CDC, DCD, le altre 2 terzine. Nelle prime 2 quartine la rima è alternata e nelle terzine è a rima varia o incrociata. Adesso, come vi dicevo, immaginate come Jacopo da Lentini ha scritto l'originale lode dedicata ad Adeleisia di Torres, composta di 14 versi e 7 rime. Immaginate in quale splendido e aulico siciliano l'autore l'ha costruita, formando le quartine e le terzine nell'ordine e nella rima delle quali parlavo prima, creando così un'opera d'arte. E mentre al nord si azzuffavano tra guelfi e ghibellini, al sud la cultura e soprattutto la poesia, sostenuta da una monarchia assoluta, era divenuta quasi un gioco aristocratico. Si faceva a gara nel vergare sull'amore, in particolar modo su quello cortese nei riguardi della donna, innanzi alla quale l'uomo si poneva sempre come umile servitore. Purtroppo il progresso del pensiero e dell'anima in Sicilia si compì presto, attorno al 1266. In seguito i copisti e letterati fiorentini e un po' anche i bolognesi acquisirono il modello della poesia siciliana e lo fecero e loro. E per non farsi mancare nulla, tradussero molti scritti degli autori della scuola poetica siciliana,
azzardando spesso nel cambiare termini, a volte anche il significato dei versi, per far compaciare in fiorentino la rima. Arduo fu il compito dei traduttori fiorentini nel traslare la lingua poetica siciliana nella loro. Immaginate adesso quanto più arduo è stato il mio progetto di riportare indietro, partendo dalla lingua fiorentina, l'originale espressivo dell'idioma poetico siciliano e della struttura interna del sonetto. Fare compaciare di nuovo tutto in rima, secondo i principi del linguaggio originale, o quantomeno il più possibile, il testo originario di Jacopo da Lentini. Le parole d'amore e la lode per Adelasia. Tradurre le parole d'amore è certamente un atto d'amore, lo disse Benedetto Croce, e allo stesso modo lo sostengo io da sempre. Ascoltiamo dunque la versione siciliana della lode di Jacopo da Lentini ad Adelasia. Angelica figura, tanto ammirata, china di ricchezza e nobiltà, di giudizio e limpizia sì di apparata, e nasciuta di raffinata benignità. Non mi pariti femmina incarnata, ma fatta per le ciure di bellezza, unì tutta la virtù e ammusciata, e data a voi tutta gentilezza. In voi è preio, lumi e conoscenza, servenza che è summa d'ogni beni, come la spranza che chiudisce e sana, come lo nomi, avete la potenza di dare sentenza, co contro voi veni, siccome capitò alla città romana.